Non avremmo mai voluto parlare nuovamente di decessi nei Vigili del Fuoco, ma nuovamente si è ripetuta la tragedia. Ieri 2 colleghi purtroppo sono morti a Matera a causa di un incendio di vegetazione. Quotidianamente i Vigili del Fuoco rischiano la propria vita. Pertanto noi ci chiediamo ancora una volta quanto vale la vita del Vigile del Fuoco. Soprattutto il Vigile del Fuoco, a nostro parere, vale molto di più. Questa è una cosa che la politica e la nostra amministrazione deve capire, perché si deve investire sulla prevenzione e sulla tutela dei Vigili del Fuoco stessi. A tutti i colleghi dei Vigili del Fuoco di Matera e i Vigili del Fuoco italiani il nostro più sentito cordoglio e la nostra vicinanza, ricordando che personalmente sono un vigile del fuoco operativo e più volte mi sono trovato in questa situazione, più volte ho vissuto la tragedia di perdere colleghi in servizio. Ci auspichiamo che non avvenga mai più una tale tristezza e tragedia nel Corpo Nazionale, ma il nostro lavoro purtroppo è un lavoro di sacrificio e spirito di abnegazione e ci porta a rischiare la vita quotidianamente. A capirlo deve essere chi ci deve tutelare e chi deve investire sul Corpo Nazionale. Non vogliamo elemosine, non vogliamo pacche sulle spalle, ma vogliamo tutela e rispetto per i Vigili del Fuoco, quotidianamente e costantemente.